passiamo subito al prossimo candidato per la lista Città Futura, lista rosso-verde, Patrizia Daneluzzo. Buongiorno a tutti, sono Patrizia Daneluzzo e sono orgogliosa di essere la capolista della lista rosso-verde La Città Futura. Una lista in cui mi rispecchio non solo perché abbiamo molte donne e molti giovani, come è stato più volte detto, ma perché è una lista che ha fatto della partecipazione, della trasparenza e della pace i suoi principi di base e dei diritti e dell'ambiente le sue ruote motrici. Una lista che è prima di tutto una squadra, anzi vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare tutte le persone del gruppo, candidati e non, perché davvero dietro a quelli che poi si presentano in pubblico c'è il lavoro, l'impegno e il sostegno di tutta la squadra. Un gruppo di persone che, libere dalle logiche partitiche, si riconoscono in un progetto il cui unico obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita della nostra città. Perché vorrei che fosse chiaro a tutti che noi siamo più che ambientalisti. Il fatto che abbiamo la parola verde nel titolo non vuol dire che noi ci occupiamo solo di ambiente. Nella nostra lista, nel nostro gruppo ci sono persone che si occupano di industria, di pubblica amministrazione, di cultura, di commercio, e i nostri candidati sono appunto impiegati, insegnanti, artisti e professionisti, operai e commercianti. Il nostro progetto quindi per una città Portogruaro futura è un progetto che riguarda tutti gli aspetti del vivere in una città. Nel nostro programma non ci sono quindi solo i punti legati all'ambiente, che poi non vuol dire solo tutela del verde, ma anche ad esempio il miglioramento della viabilità e il piano del traffico, ma ci sono anche i giovani con cui crediamo bisogna sviluppare delle politiche continuative e condivise. C'è la legalità che noi pensiamo sia la base della vera sicurezza, c'è la cultura e ci sono il lavoro e l'economia. Proprio a quest'ultimo tema è dedicato il nostro secondo numero del nostro periodico La Città Futura, che viene distribuito oggi, in cui ci sono un po' delle nostre proposte per affrontare la crisi economica. Proposte che vanno nella direzione, secondo noi, non solo degli ammortizzatori sociali, che ovviamente ci devono essere, ma anche dell'investimento nella green economy, nell'economia verde, che si basa su un minore spreco, una minore produzione di rifiuti, l'uso di energie rinnovabili, un utilizzo delle materie prime che non ecceda la capacità del pianeta di produrle. Questo è un modello che ha dimostrato e si sta dimostrando oggi in grado di fornire un tasso di occupabilità, quindi posti di lavoro futuri maggiori agli altri settori dell'economia tradizionale. Stati Uniti, Nord Europa, Germania hanno già cominciato a intraprendere questa strada. Il nostro governo ci propone ancora il nucleare. Per fortuna le imprese anche locali hanno invece già cominciato a orientarsi e a ripensarsi nell'ottica della sostenibilità, grazie anche all'opera di Polins, il Polo per l'innovazione strategica fortemente voluto dalla scorsa amministrazione. Quindi vedete che la green economy non è un'utopia e l'ambientalismo non è un vezzo. Mettere al centro l'ambiente oggi significa garantire l'unico modello di sviluppo che può coniugare lo sviluppo economico con l'equità sociale. Noi siamo più che ambientalisti, quindi, e siamo più che idealisti. Qualcuno può pensare che il fatto di avere la scritta pace nel nostro simbolo faccia di noi persone poco concrete. Noi abbiamo degli ideali, ma non perché non sappiamo come va il mondo, proprio perché lo sappiamo, perché leggiamo ogni giorno sui giornali del ritorno di una politica
fatta sul malaffare, sulla corruzione, e noi non crediamo che questa sia la politica del futuro. Noi crediamo che questa sia una politica del passato che altri paesi civili hanno abbandonato da anni se non da secoli. Noi siamo più che idealisti perché abbiamo i nostri ideali, ma in 5 anni della scorsa amministrazione abbiamo dimostrato di saper stare anche in una coalizione di maggioranza, quindi di poter collaborare attivamente e fattivamente al governo della città, della nostra città. Siamo stati più che il partito del no, anche se ogni volta i no vanno detti, il partito del sì ma, perché pensiamo che ragionando insieme si possano trovare delle soluzioni condivise, soprattutto condivise con i cittadini che rimangono i nostri primi interlocutori. Abbiamo i nostri ideali, ma sappiamo che quello che ci proponiamo non verrà fatto dall'oggi al domani e non verrà fatto probabilmente neanche esattamente come noi l'abbiamo pensato. Del resto noi pensiamo di avere delle buone idee, non certo di avere la verità in tasca, e il confronto democratico rimane il primo principio che ci guida. Quindi crediamo che dal confronto dentro e fuori le istituzioni possiamo arrivare a soluzioni più buone per tutti. Permettetemi di chiudere con una battuta. Una cosa che mi ha molto colpito quando è venuto l'assessore regionale Chisso a presentare il progetto della terza corsia a Portogruaro, il tratto in realtà che va da Quarto d'Alpino a San Donà, ha detto che lui quando è arrivato al governo regionale aveva questo sogno di vedere realizzata la terza corsia. Noi sogniamo che le persone possano continuare a lavorare invece che stare in cassa integrazione, che i nostri figli possano godere di un ambiente più pulito e più verde, che certi beni come la scuola e l'acqua continuano a rimanere pubblici. Loro sognano la terza corsia. Cosa devo dire? Ognuno i suoi sogni.